Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Catania, marinaio morto su una nave, c'è un indagato per omicidio colposo, il legale dice atto dovuto, ma il PM valuta la posizione di altri 2 operai. Dai sindacati dolore e rabbia per l'ennesima tragedia, che propongono il tema sicurezza in uno dei 5 referendum lanciati. Da Marsala una petizione popolare contro la mala sanità nel Trapanese, nel pomeriggio attesa la decisione di Schifani sulle sorti dei manager dell'ASP di Trapani nell'occhio del ciclone per i clamorosi ritardi dei referti per i malati di tumore. Palermo, cumuli di rifiuti in centro storico dopo la partenza flop della raccolta differenziata, immondizia anche nel percorso arabo-normanno cittadino, per i turisti è incredibile. Caltanissetta, anabolizzanti e ansiolitici venduti online senza ricetta, la Guardia di Finanza sequestra 30.000 confezioni per un giro d'affari da 100.000 euro. Rivoluzione Green a Catania con il primo carnevale dedicato al rispetto per l'ambiente. Alunni, genitori e insegnanti sfilano nel centro storico per diffondere le regole sul corretto conferimento dei rifiuti. Rocco Papaleo a Catania per la promozione del film Follemente, la nuova commedia romantica di Paolo Genovese è campione di incassi al box office. Calcio, il Catania reduce da 3 pari consecutivi, sabato andrà a caccia dei 3 punti sul campo del Latina. Si attende l'ufficializzazione del nuovo direttore generale, sempre in bilico il futuro societario del Messina. Ben trovati, un marinaio di 52 anni è morto durante le operazioni di carico dei container su una nave cargo della compagnia Grimaldi al porto di Catania. C'è già un indagato nell'indagine della Procura. Luca Ciliberti. Nuova tragedia sul lavoro, stavolta al porto di Catania. Un marinaio di 52 anni, Vincenzo Giova, è morto ieri pomeriggio mentre era a bordo dell'Eurocargo Ravenna, nave del gruppo Grimaldi che imbarca solo container, che sarebbe dovuto salpare per Salerno. L'incidente è avvenuto durante le fasi di carico nel porto del capoluogo etneo. Per l'episodio è indagato con l'accusa di omicidio colposo un manovratore catanese di 60 anni che si occupa della movimentazione delle ralle e lavora per una società siciliana che fornisce i servizi a terra per le navi cargo. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dell'indagato che consentirà di partecipare ad eventuali accertamenti irreperibili, spiega l'avvocato dell'uomo Luca Blasi. Al vaglio della Procura di Catania, nell'inchiesta seguita dalla giunta Agata Sant'Onofrio e dalla PM Lina Trovato, la posizione di 2 operai che si trovavano sul posto. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e sembra che a scoprire il cadavere sia stato uno di questi operai. Tra le ipotesi anche quella che la vittima sia rimasto schiacciato da una pesante catena che serve per assicurare i container durante la navigazione. Sul posto sono intervenuti militari della Guardia Costiera, agenti della Polizia di Frontiera e personale del 118. Sequestrato il ponte 4 del ponte di Catania, al momento inaccessibile, circoscritta l'intera area per scoprire se ci siano nuovi elementi utili alle indagini. La vittima, Vincenzo Giova, originario di Napoli, era un lavoratore stagionale con esperienza ed era entrato nel gruppo Grimaldi solo da poco più di un mese. Lascia la moglie e 4 figli. E noi andiamo avanti con i nostri servizi perché dopo l'ennesimo morto sul lavoro ci sono le ripercussioni, ci sono le reazioni da parte dei sindacati. Un tema davvero scottante, quello della sicurezza, trattato peraltro anche in uno dei 5 referendum che sono stati proposti dalla CGIL, il servizio. Continueremo a fare la nostra parte per giungere ad un momento in cui non dovremo più raccontare tristi storie come queste. CGIL e CISL di Catania si stringono alla famiglia del marittimo campano vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro. È una lista lunga, troppo lunga, senza soluzione di continuità, quella degli incidenti gravi, molti dei quali mortali o comunque invalidanti. Una storia che si ripete in settori diversi ma con modalità sempre analoghe. Proprio oggi dai controlli dei carabinieri e degli ispettori del lavoro emerge come un lavoratore
lavoratore su 8 è in nero o irregolare, non sottoposto a visita medica per le idoneità allo svolgimento delle sue mansioni e non formato in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore edile nel Palermitano. Nel corso delle verifiche effettuate in tutto il territorio e sull'isola di Ustica è stato accertato che il 15% lavora senza un regolare contratto e senza le garanzie previste per legge. Proprio la sicurezza sul lavoro è uno dei 5 quesiti del referendum promosso dalla CGIL e validato dalla Corte Costituzionale. Agli italiani viene chiesto di dire sì alla modifica della legge che impedisce ad oggi, in caso di infortunio negli appalti, di estendere la responsabilità all'impresa appaltante. A fronte di 500.000 di denunce di infortunio ogni anno in Italia e di 1 migliaio di morti, occorre abrogare le norme esistenti che sono troppo stringenti, dice la CGIL. E il cadavere di un uomo dell'apparente età di 70 anni è stato trovato nel porto di Mazara del Vallo. Ad accorgersi del corpo sono stati alcuni passanti che hanno avvertito le forze dell'ordine. Quando il corpo è stato recuperato è stato visto che all'altezza delle gambe era legata una corda a cui era a sua volta legato un sacchetto pieno di pietre. Un giovane di 19 anni, Lorenzo Mallo, è morto in un incidente stradale sulla provinciale tra Brucoli ed Augusta nel Siracusano. Viaggiava a bordo di un'auto guidata dal fratello 22enne che è rimasto ferito. Secondo una prima ricostruzione, la loro vettura ha sbandato ed è andata a finire contro un muro. A Marsala è stata lanciata una petizione che racconta lo sfacelo della sanità pubblica in provincia di Trapani, arricchisce tra l'altro di un nuovo capitolo la vicenda che sta scuotendo il mondo sanitario trapanese e siciliano. Intanto si attende l'esito della riunione nel pomeriggio convocata da Schifani, dove saranno presenti direttore e manager dell'ASP di Trapani nell'occhio del ciclone. Laura Spanò. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda di Maria Cristina Gallo, l'insegnante di Mazara del Vallo malata di cancro che ha atteso 8 mesi prima che dall'ASP di Trapani arrivasse il risultato di un referto istologico importante. E di stamani infatti una petizione promossa a Marsala da un gruppo di cittadini per denunciare la drammatica situazione in cui versa la sanità pubblica della provincia di Trapani. La petizione, con oltre 120 firme, sarà inviata al presidente della regione Renato Schifani, che per questo pomeriggio ha convocato direttore e manager dell'ASP trapanese, mentre la procura di Marsala ha già aperto un'inchiesta su quanto accaduto alla signora Gallo, ormai diventato un caso emblematico di quanto sia malata la sanità siciliana. La procura di Marsala ha già acquisito le cartelle cliniche all'ospedale a Pelaiello di Mazara, in cui a dicembre del 2023 la signora fu operata. Nel frattempo sono partiti i controlli all'ASP trapanese degli ispettori inviati dall'assessorato regionale alla salute su input anche del Ministero della Salute per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici. In attesa di esito ci sarebbero all'ASP di Trapani quasi 3.000 esami e anche su questo sarebbero in corso accertamenti da parte della procura. E prima di proseguire con i servizi c'è un'ultima ora dalle agenzie. Il GUP di Palermo ha condannato a 4 anni e 8 mesi e 1 anno di libertà vigilata Martina Gentile, figlia dell'insegnante Laura Bonafede, storica compagna di Matteo Messina Denaro. Gentile, ritenuta pedina fondamentale della rete di assistenza al latitante, era accusata di favoreggiamento e procurata in osservanza della pena. Cemento e abbattimenti sospetti, nuova ispezione dei carabinieri all'ex Villa del Sole, a un passo dalla Valle dei Templi. Ma sentiamo Davide Sardo. Era uno dei pochi polmoni verdi di Agrigento a 2 passi dalla Valle dei Templi. Oggi l'ex Villa del Sole è una distesa di cemento con alberi abbattuti e un cantiere sotto inchiesta. I carabinieri del Centro Anticrimine Natura sono tornati per la seconda volta nell'area dove si sta costruendo un asilo comunale per soli 60 bambini. Un esposto del Codacons regionale solleva dubbi pesanti. L'area sarebbe sottoposta a vincoli stringenti che ne eviterebbero l'edificazione, ma i lavori proseguono e secondo la situazione gli abbattimenti potrebbero essere avvenuti senza le necessarie autorizzazioni. Noi aspettiamo l'evento che potrebbe accadere da un momento all'altro, è quello della decisione della Procura della Repubblica di inquisire tutti gli attori della situazione, perché noi abbiamo dimostrato più volte con documenti alla mano, non abbiamo mai gridato allo scandalo senza documentarlo, che purtroppo è un
cantiere illegale, un cantiere illegittimo, è un cantiere, oltretutto è stata perpetrata una cosa che non potevano, che è la variante urbanistica, con decreto, attenzione, pure della regione, che non ha tenuto conto di una legge regionale che invece sancisce che questo appezzamento di terra è città antica. Nel sopralluogo i carabinieri hanno raccolto prove fotografiche, ascoltato gli operai e sequestrato una zona del cantiere dove rifiuti sarebbero stati smaltiti in modo irregolare. Segnali preoccupanti di possibili illeciti. Adesso andiamo a Palermo, cumuli di rifiuti nel centro storico della città dopo la partenza flop della raccolta differenziata, immondizia anche nel percorso arabo-normanno cittadino dove i turisti osservano davvero increduli. Marco Gullà. Un turista si sofferma a guardare i cumuli di rifiuti che stazionano dietro Palazzo dei Normanni a Palermo. It's incredible, è incredibile, esclama. La raccolta differenziata, lanciata da giorni nel centro storico di Palermo, non decolla. I cumuli di rifiuti nel percorso arabo-normanno cittadino rappresentano una cartolina poco edificante. In alcune strade mancano i bidoni per la raccolta e il risultato è quello che vedete in queste immagini. La RAP sta intanto organizzando, in questi giorni, una serie di iniziative per informare i residenti. Oggi appuntamento all'albergheria, ovvero Ballarò. La raccolta sta andando diciamo un po' a rilento, nel senso che molti hanno ricevuto i carrellati, alcuni non hanno ancora avuto le informazioni che dovevano avere. Oggi siamo qua alla Chiesa dei Fornai a Piazza Alessandro Vanni per dare ulteriormente notizie e spiegare come si differenzia e consegnare i mastelli. Inoltre ricordo sempre che ci sono i CCR dove consegnano i mastelli per i condomini entro le 8 unità abitative. Per oltre 8 unità abitative invece ci sono i carrellati, quindi il condominio conferirà direttamente in questi grandi fusti. Emergenza rifiuti anche alle porte di Palermo, qui siamo a Ficarazzi e una distesa di immondizia invade parte della carreggiata. A Caltanissetta la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 30.000 confezioni di anabolizzanti destinati agli sportivi e farmaci antidepressivi che venivano acquistati online e senza ricetta medica. Rita Cinardi. Sono più di 30.000 le dosi di prodotti anabolizzanti illegali e farmaci sequestrati alla Guardia di Finanza di Caltanissetta nell'ambito dell'operazione Pesi Massimi. L'attività di indagine delle Fiamme Gialle aveva come obiettivo il contrasto al commercio illegale di prodotti dopanti e farmaci per i quali è prevista la prescrizione medica obbligatoria come tranquillanti e antidepressivi. L'indagine, avviata nel 2024 attraverso il controllo economico del territorio e le analisi di vendita a mezzo internet e noti social network, ha consentito di svelare l'esistenza di una rete commerciale dedita al traffico di sostanze anabolizzanti provenienti per lo più dai paesi dell'Europa dell'Est per aumentare le prestazioni e la resistenza degli sportivi, finalizzate a rifornire le palestre, ma anche consumatori di farmaci antidepressivi e tranquillanti che, ordinando i prodotti su internet, aggiravano l'obbligatorietà della ricetta medica. L'intera operazione ha permesso in più occasioni di intercettare e sottoporre a sequestro all'atto della consegna complessivamente oltre 30.000 dosi di prodotti anabolizzanti illegali e farmaci suddivisi in capsule e fiale, con un giro di affari che si aggira a circa 100.000 euro. A Messina il Comune programma un pacchetto di iniziative a sostegno delle attività commerciali e turistiche per i prossimi 4 anni, 25 milioni di euro, i fondi a disposizione. Francesco Triolo. Un pacchetto di misure di investimenti per dare sostegno all'economia locale e al tessuto commerciale. Messina mette sul piatto 25 milioni di euro ed una programmazione quadriennale che nelle intenzioni del Comune servirà a supportare le attività produttive ed affrontare le sfide economiche attuali. Si tratta di un piano di investimenti appunto di 25 milioni, si va dalla riduzione della tassa rifiuti del 15% per le categorie del commercio e turismo a partire dal 2026, quindi i parcheggi di interscambio gratuiti fino al 2028 per favorire l'accessibilità ai centri commerciali e alle zone turistiche, quindi la riduzione del 50% del suolo pubblico e dei canoni mercatali fino al 2028 per agevolare le attività all'aperto e il commercio locale, infine l'azzeramento del costo del servizio idrico per le attività commerciali e ricettive a partire dal 2026.
è un punto di partenza, si parte un po' sottotono, ecco, perché il 2025 riguarderà solo alcune categorie, però ecco, il fatto che poi ci sarà un triennio successivo e si potrà quindi, come dire, pianificare, ha usato questi termini che mi hanno colpito l'amministrazione, pianificare, progettare orizzonti, che sono delle parole a mio avviso nuove e che sono fondamentali proprio per un'amministrazione. L'obiettivo di queste misure è quello sì di stimolare l'economia locale, incentivando le attività produttive e migliorando la qualità dei servizi per cittadini e turisti, ma anche di incentivare la nascita di nuove attività. I settori chiave includono artigianato, agroalimentare, green economy e digitalizzazione, con incentivi specifici appunto per chi decide di tornare ad investire nella città. E noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Green Revolution a Catania. C'è il primo carnevale dedicato al rispetto per l'ambiente. Ve lo mostriamo nel servizio di Tonino De Mana. Possiamo chiederti come sei vestita? Sono vestita proprio, io rappresento In Civiltà Sovrana. In Civiltà Sovrana che si aggira tra i bambini a distribuire coriandoli. Gruppi mascherati a tema e rispetto per l'ambiente. A Catania è andato in scena il primo carnevale targato Green Revolution. Protagonisti gli studenti delle scuole Etnee e Gema, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nell'Ottocentro nell'ambito delle iniziative promosse dalla Direzione Ecologia e Politiche per l'Ambiente del Comune di Catania. La parata colorata e festosa è partita dal centro polifunzionale di via Zurria per concludersi in piazza Mazzini con un suggestivo passaggio in piazza Federico II di Svevia. Studenti in maschera circondati da genitori e insegnanti pronti a fornire utili nozioni sulla raccolta differenziata. È importante fare la raccolta differenziata per la città e per il nostro futuro. Noi sappiamo che dobbiamo vivere il futuro e per vivere il futuro è importante fare la raccolta differenziata. Distribuiti speciali coriandoli realizzati, neanche a dirlo, con carta riciclata. E continueremo a parlare di carnevale unendo idealmente l'estremo nord Italia con la Sicilia. Andremo in Comelico Superiore con lo scultore Stefano Zandonella Golin che realizza le maschere di carnevale in legno, per arrivare ad Acireale con Sergio Scalì, artigiano da generazioni dei carri in gara per la serata finale. Il tutto all'interno di Sicilia 24 Focus. Giusy Lazzara con Orazio Longo ne parleranno appunto all'interno del nostro spazio di approfondimento alle 14:30. Potrete rivolgere le vostre domande con un messaggio al 342 7455 005. La trasmissione, lo ricordiamo, è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Adesso parliamo di cinema con Follemente, la nuova commedia romantica di Paolo Genovese che è campione di incassi al box office. Abbiamo incontrato il regista e uno dei protagonisti, Rocco Papaleo, a Catania per la promozione del film. Emanuela Corsi. A te non piacerebbe spegnere il cervello? Questa qui non ci ascolta. È un film in cui si riesce a staccare il cervello per un'ora e mezzo, in maniera leggera, però poi quando esci qualche pensiero, qualche riflessione, qualche risata la fai. Un'idea originale, un cast importante, la regia di Paolo Genovese e le musiche dei Queen, e il successo è servito. Follemente, campione di incassi al box office, racconta ciò che succede nella testa di un uomo e di una donna, interpretati da Edoardo Leo e Pilar Fogliati, al loro primo appuntamento. Ti ha fatto strano l'invito a casa? Strano? No. Una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti, dove si scontrano varie personalità che discutono, litigano, gioiscono e si commuovono per cercare di avere il sopravvento sulla decisione finale. Ad interpretarle Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e Maria Chiara Giannetta per lei. Per lui Claudio Santamaria, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, che scherza ai nostri microfoni sul suo personaggio, Valium. Cos'ha questo personaggio? Quello che vedi, una certa instabilità, un po' di follia, un po' di ansia. Ma come siete fatti voi maschi? Assetto tartaruga, testa china, non un fiato. Credo
che sia proprio questo l'appeal forte di questo film, proprio aver messo in luce quante sfumature diverse, quanti inciampi, no, possono avvenire dentro di noi. Non solo le donne hanno queste menti complicate, anche gli uomini. Anche loro hanno le loro insicurezze, le loro debolezze, le loro paure. Forse proprio per il fatto che le menti femminili sono più sofisticate e complicate, noi ci sentiamo ancora più in difficoltà. Questa scelta miniconne e stivaletto mi sembra molto equivoca. E noi siamo equivoche. Ci fermiamo ancora, una pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, il Catania guarda avanti, dopo 3 pari consecutivi va a caccia adesso dei 3 punti e lo farà, darà la caccia ai 3 punti sul campo del Latina sabato. Intanto la dirigenza cerca di ricoprire la figura del direttore generale Tonino De Mana. 2 squadre che non vincono da 3 turni. Il Catania, che ha collezionato 3 pareggi per 1-1, e il Latina, che ha fatto addirittura peggio, 1 sconfitta e 2 pari. Il match del Francioni non stuzzica certo i palati fini del calcio, che per divertirsi dovranno rivolgersi altrove. Eppure la sfida mette in palio punti pesanti per motivi opposti di classifica, anche perché il Catania, seppur senza brillare, può dire la sua ancora in chiave playoff. Serviranno convinzione, consapevolezza dei propri mezzi ed un pizzico di fortuna, visto che Mimmo Toscano, ormai dall'inizio del campionato, è costretto a consultare il medico prima di stilare la formazione. E in tema di infortuni non arrivano buone notizie per Inglese, il cui recupero subisce un'altra battuta d'arresto. Attacco ridotto al Lumicino contro il Foggia per le assenze causa virus influenzale anche di Montalto e De Paoli, che comunque dovrebbero essere pronti per la sfida di sabato. In mediana sarà ancora assente Stoppa, che dovrà scontare un altro turno di squalifica. Dal campo alla scrivania, con il Catania che sotto traccia lavora per coprire la carica di direttore generale, figura che manca nel mosaico dirigenziale e che potrebbe tornare utile per la programmazione della nuova stagione agonistica. Almeno una mezza dozzina i nomi che vengono accostati al Catania. In pole position sembra esserci Alessandro Zarbano, originario di Lentini e già accostato al club di Pelligra. Suggestive ma scarsamente praticabili le piste che portano ad Angelozzi, Perinetti, Polito e Taldo. A Messina il futuro del club giallorosso è in bilico. L'ex proprietario sciotto ha chiarito che non tornerà. Il sindaco ha lanciato un appello raccolto dal presidente del Trapani Antonini, Francesco Triolo. Giovedì potrebbe essere il giorno in cui verrà riscritta la classifica di Serie C. I deferimenti del procuratore federale su segnalazione della Covisoc arrivati ieri danno il via alla procedura che porterà a penalizzazioni o nei casi più gravi anche alle esclusioni dal campionato. Il Taranto sembra destinato a non completare il torneo. Per la Turris si attendono ulteriori accertamenti. Il Messina sarà certamente penalizzato, ma c'è da quantificare in che misura. In riva allo stretto però preoccupa più il futuro del club. L'ex presidente Sciotto in una lettera aperta ha escluso un suo ritorno attraverso la clausola rescissoria, ricordando insulti, contestazioni, ostruzionismo e la pressione per costringerlo a vendere. La palla quindi è nei piedi di AAD Invest, ma non senza timore da parte dell'ambiente. Il sindaco di Messina Basile ha lanciato un appello, ieri ha incontrato una delegazione della squadra e sta sondando eventuali vie d'uscita, con uno scenario che potrebbe aprirsi nei prossimi giorni, grazie all'interessamento del presidente del Trapani, Valerio Antonini, che da parte sua proprio ieri sera ha chiarito che non lascerà Trapani, quindi non potrà avere quote nell'ACR, ma che sta cercando di aiutare attraverso il sostegno di qualche amico interessato a non far perdere il patrimonio Messina. Del resto, passare dalla Serie C all'eccellenza sarebbe una sconfitta per tutto il movimento siciliano. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19, vi lascio adesso con il nostro Sicilia 24 Focus, tutto dedicato oggi alle maschere di Carnevale dal nord al sud Italia, condotto da Giusy Lazzara. A tutti un buon proseguimento di giornata.